Benvenute e benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento, ciclo di conferenze online grazie alla collaborazione con ACLI di Bergamo sui temi dell'islamologia e in particolare dell'etica islamica. Abbiamo parlato in incontri precedenti su un aspetto molto particolare dell'etica islamica che è il rapporto con Dio. E questo è un indizio del carattere olistico dell'Islam, nel senso che noi quando pensiamo all'etica, ethos, comportamento, costume, pensiamo ai rapporti interpersonali, quello che ci lega con gli altri, per esempio in famiglia, rapporti di vicinato, a scuola, sul lavoro, eccetera, eccetera. Non siamo abituati a pensare che l'etica ha un galateo anche nel rapporto con le entità verticali e quindi per l'Islam primariamente con Dio, poi con gli angeli, con il profeta dell'Islam e poi alla fine con il libro, il Corano. Quindi è stato questo un po' un percorso precedente. Oggi veniamo sull'etica orizzontale, dei rapporti orizzontali e iniziamo parlando di etica medica, un tema che è sotto grande pressione ovviamente per tutti i sistemi etici religiosi, ma in particolare per l'Islam, che ha una normativa molto più particolareggiata attraverso la sua Sharia, che è un corpo di norme che tende a codificare, a regolare tutti i comportamenti della vita quotidiana del musulmano. Iniziamo parlando di un caso che ha fatto molto scalpore ovunque, ma anche nell'Islam in modo particolare, e cioè il Human Genome Project, che era un progetto realizzato a cavallo del nuovo millennio, quindi ormai già una ventina e più di anni fa, per comprendere meglio la funzione dei componenti del DNA e giungere quindi ad avere per esempio delle medicine, delle vie terapeutiche per certe malattie più efficaci. Il problema è che andare a toccare il DNA significa in qualche modo entrare da un punto di vista religioso nella stanza dei bottoni di Dio, perché Dio è il creatore e lui conosce soltanto la sua creatura. E quindi cosa può significare nell'Islam questa intromissione, diciamo così, della scienza medica nella stanza dei bottoni del creatore, cioè nel progetto creaturale? E quindi ci sono state, rispetto a questo Human Genome Project, delle critiche molto vibrate. Per esempio, una delle più negative è quella di Agil Al-Mashmi, che è docente di Sharia all'Università del Kuwait, il quale ha detto: molti risultati della moderna ricerca scientifica non sono in conformità con la Sharia, dal momento che i leader in questi campi non sono guidati da valori religiosi, ma sono motivati da interessi personali e dai propri desideri. L'assenza di una guida divina, così come è comunicata attraverso le scritture rivelate, porterà inevitabilmente all'errore e alla deviazione dal retto cammino. E quindi vedete una posizione molto, molto ferma, un no molto forte. A queste sono state, la risposta è stata che bisogna riguardare le makased da Sharia, cioè gli obiettivi della Sharia, e cioè si dice se tra gli obiettivi della Sharia c'è anche quella della vita, quindi della salute, se un'innovazione tecnica, scientifica contribuisce a salvare, a migliorare la vita, questa è accettata. Allora, questi pochi cenni fatti appunto inizialmente sul dibattito intraislamico suscitato dal progetto di mappatura del DNA, questi pochi cenni costituiscono un buon punto di partenza per riflettere su alcune sfide che i progressi della scienza medica pongono al sistema Islam. Allora ne vediamo alcune per entrare nelle problematiche concrete.
Una prima sfida molto grossa è quella dei trapianti di organi. Si possono fare. E in questo caso, che riporto da un sito di fatwa, cioè di responsi giurisprudenziale, questo caso riguarda Youssef, che si era stabilito in Olanda quando era bambino, giungendovi da migranti insieme ai suoi genitori. Una patologia renale lo aveva costretto a lunghe sedute di dialisi dall'età di 20 anni, sino a quando si profilò la possibilità di un intervento chirurgico e quindi di un trapianto. A questo punto nascono i dubbi, sono in Olanda, il donatore non sarà certamente un musulmano. Cosa significa per me, musulmano, mettere nel mio corpo un rene che da un punto di vista teologico ha una pregnanza molto forte? Dio, anche nella Bibbia, Dio scruta cuori e reni. Reni è una parte considerata simbolicamente molto importante, mettere dentro di me un organo che viene da un corpo di un non credente. Questo è il problema. Lo sheikh disse che se questo ti aiuta, il mufti disse, se questo ti aiuta a salvare la vita, fai il trapianto. Ma le cose si complicano, diventano ancora più difficili quando, per esempio, si deve trattare di un trapianto di cuore, oppure della sostituzione di un pezzo, di una valvola del cuore, per esempio una valvola che non è meccanica ma presa dal corpo di un maiale. Allora sentite questa fatwa di Islamweb, la domanda: è noto che il maiale, Islamweb è un sito tra i più famosi, gestito dal Ministero degli Affari Religiosi del Qatar, è noto che il maiale è ritualmente impuro. Il fondamento è che è vietato al musulmano usarne la valvola cardiaca o qualsiasi altra parte per il trapianto in un corpo umano, perché ciò imporrebbe di avere in modo permanente una parte impura all'interno del corpo, che necessariamente causerebbe l'invalidità delle preghiere e di tutti gli atti di culto che richiedono la purità rituale. Tuttavia, se il paziente non ha assolutamente alternativa e l'unico rimedio per la sua situazione è una parte di un animale impuro, non c'è nulla di male nel trapiantarlo. Dio l'Eccelso dice che si trova costretto senza desiderio e intenzione, costui non farà peccato. Allora il richiedente poneva questo problema: ma com'è possibile che il cuore, che è il centro della fede, ecco, io lo sostituisco con il cuore, per esempio, di un miscredente, forse che io non diventerò miscredente dopo questo trapianto, oppure una valvola cardiaca presa da un animale, dal cuore di un maiale, non mi impedirà di fare tutte le preghiere per le quali, lo ricordiamo, è necessaria la purità rituale. La risposta dei sapienti di Islamweb è quella che abbiamo già visto prima. In arabo si dice ad-daruriyat tubihu al-mahdurat, cioè le situazioni di necessità consentono ciò che normalmente sarebbe proibito. E i sapienti dell'Islam dicono, per esempio, ti trovi nel deserto, stai morendo di fame e di sete, trovi vicino a te un maiale, ecco, dei salami, una macellazione, carne di maiale e del vino, mangia la carne del maiale, bevi il vino per sopravvivere nel deserto. Non devi morire, ecco, per l'applicazione di una norma della Sharia che vale in situazione di normalità. C'è stato appunto tra i sapienti dell'Islam, ovviamente, c'è stato delle opposizioni a questa apertura. Per esempio Muhammad Mutawalli Ash-Sha'rawi, che è morto nel 98, è stato uno dei maggiori giuristi e predicatori, oltre che uomo di Stato, in Egitto. Tutti lo conoscono. Voi chiedete a qualcuno, al Mutawalli Ash-Sha'rawi lo conosci, è una persona che rimane carismatico fino ad oggi. A proposito dei trapianti, ha affermato in un'intervista che ancora recentemente è stata rilanciata dai siti web, che la persona non ha diritto di cedere in alcun modo parti del proprio corpo.
poiché non ne ha il legittimo possesso, ma solo il diritto d'uso conferitogli dal suo creatore. Dice così: il creatore ha creato ciò che ci è utile, ma che non è di nostra proprietà. Se le membra fossero di proprietà della persona, Dio non punirebbe il suicida. Qua emerge la posizione estremamente negativa dell'Islam nei confronti del suicidio. E quindi per applicazione, parallelamente, per esempio tutte le cose, ciò che riguarda l'eutanasia, assolutamente non è possibile nell'Islam. E lui aggiunge così, questo cito testualmente: prendere un organo dal corpo di una persona vivente e trapiantarlo nel corpo di un'altra persona per salvargli la vita o per ripristinare la funzione di uno dei suoi organi vitali è lecito e anche considerato una buona azione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: che l'amputazione di questo organo non danneggi il donatore, che il donatore dia il suo organo senza alcuna costrizione, che l'amputazione di questo organo sia l'unico modo disponibile per curare la persona malata, che vi sia certezza ragionevole o altamente probabile del successo sia dell'amputazione che delle procedure di trapianto. Facciamo un passo in avanti, quindi vedete come il problema dei trapianti, che era sconosciuto, ecco, in epoca antica, se non cose estremamente rudimentali, ma in epoca moderna apre delle nuove sfide. Il corpo è stato creato da Dio, tutti gli organi sono stati creati da Dio. Come posso considerare il corpo come una specie di automobile che porta al garage di un meccanico, c'è la sostituzione dei pezzi? Un altro problema molto dibattuto riguarda la chirurgia estetica. La chirurgia estetica, in quale misura io posso intervenire per toccare, per cambiare quello che teologicamente si definisce la creazione di Dio. C'è una preghiera molto bella che molti musulmani fanno sovente nel sujud, che è il momento della prostrazione della loro preghiera, che dice così: o Dio, a te mi prostro, in te credo, a te mi sottometto, il mio viso si prostra a colui che lo ha creato, che lo ha modellato e riaperto l'udito e la vista. Benedetto Dio, il migliore dei creatori. Ora, questa preghiera io l'ho imparata, l'ho appresa, ascoltata per la prima volta da una detenuta musulmana di origine del Nord Africa, nel carcere della Dozza, dove io prestavo servizio come volontario proprio accanto ai detenuti, alle persone detenute di fede musulmana, con il quale avevo intrecciato un dialogo su tanti aspetti. Devo dire anche questo, è una donna bellissima, non giovanissima, forse sui 40 anni, ma proprio la bellezza del Nord Africa, nel suo splendore. Poi una vita di disordine, dei reati, la droga, la prostituzione e via dicendo, ed era arrivato per lei anche il carcere. Tutto, malgrado ciò, malgrado questa vita, insomma, vita un po' spericolata, questa persona nutriva dei sentimenti religiosi molto forti, e questo già deve farci pensare che spesso, e lo vediamo proprio accanto alle persone detenute, anche autrici di reati molto gravi, reato e detenzione, o una vita, diciamo, fuori dalle regole, e religione possono andare insieme. Uno si può dire: ma se tu sei religioso non dovresti commettere queste cose. In realtà succede che la realtà ci dice diversamente, e che la dimensione religiosa è una cosa molto, molto particolare, molto personale, che può andare di passo con altre scelte della vita. Non dovrebbe essere in contraddizione, ma accade. Dunque la nostra amica del Marocco, nelle sue confessioni di tipo religioso, venne proprio fuori con la questione della chirurgia estetica. E cioè lei aveva avvertito a un certo punto, pur nella sua bellezza, forse proprio perché era così bella, che qualcosa del suo corpo cominciava a cedere. E quindi il desiderio, la tentazione, lei chiamava la tentazione, di ricorrere al chirurgo estetico per qualche ritocchino. Ma allo stesso tempo sapeva
che l'Islam normalmente proibisce questo tipo di interventi, perché afferma l'Islam, proprio come dice la preghiera che vi ho letto, che Dio crea ciascuno di noi personalmente, è Lui l'artista del nostro corpo. Com'è possibile che tu intervieni su quello che ha fatto Dio? E questo era il dilemma interiore di questa signora, fino a quando dice ha scoperto questa preghiera che vi ho letto: a te mi prostro, in te credo, mi sottometto, il mio viso si prostra a colui che lo ha creato, lo ha modellato, vi ha aperto l'udito e la vista. E facendo questa preghiera per molti mesi, durante le sue prostrazioni, a un certo punto ha deciso di lasciare andare il corpo come andava, cioè di non intervenire per creare artificialmente la sua giovinezza. Questa ha fatto la sua decisione, però mi ha come dire, sollecitato, suggerito di approfondire il tema e vedere qual è l'atteggiamento dell'Islam. Quindi in realtà, per un strano paradosso, una delle aree dove si praticano di più interventi di chirurgia estetica è proprio l'area del Golfo. Una volta si andava in Turchia e in Libano, e oggi dal mondo islamico invece si va moltissimo nel Golfo, ospedali specializzati del Golfo. Il no a questi interventi si fonda su passaggi coranici come il Corano, la Sura 4, la Sura detta delle donne, il versetto 19, dove Satana a parlare: io li svierò, inciterò in loro desideri vani, darò ordini ed essi mozzeranno le orecchie delle bestie dei greggi, darò ordine ed essi cambieranno la creazione di Dio. E analogamente c'è un hadith, cioè un detto del profeta dell'Islam, che dice: Dio ha maledetto quelle che fanno tatuaggi e che si fanno tatuare, che depilano e si fanno depilare, che spaziano i denti per bellezza, che cambiano la creazione di Dio. Ecco, su questi testi bisognerebbe capire bene qual è il loro contesto, la loro origine. Si basa la posizione intransigente: non si tocca il corpo umano per modificarlo. Ecco, in realtà c'è stato, noi vediamo uno sviluppo nella giurisprudenza islamica nel quale si dice anzitutto che in caso di incidente, un incidente d'auto, un incendio che deturpa il volto, posso intervenire, ecco, con la chirurgia plastica per ripristinare quello che Dio ha creato, oppure una deformità straordinaria, ecco, congenita, ecco, che però non appartiene a quello che è l'ordine dell'armonia della persona umana, intervengo come per curare una malattia. Il problema però della chirurgia, per esempio le dita collegate, uno nasce con un organo di più o in meno, sto guardando adesso delle fatwe, degli pronunciamenti giurisprudenziali su questo tema, allora io posso intervenire, non posso dire se uno nasce con le dita collegate perché Dio mi ha creato così, è finita. No, ripristino quella che è il progetto, diciamo, originario. Considero queste deformità congenite come una malattia che va curata attraverso il bisturi. Il problema nasce quando noi sappiamo la chirurgia estetica non interviene dopo un incidente, ecco, dopo qualcosa che colpisce il corpo, che lo altera, e non interviene per appunto un disturbo congenito che corregge, ma interviene per abbellire ciò che di per sé andrebbe già bene, uno potrebbe dire, no? Un naso fatto un certo modo, gli occhi, le orecchie e via dicendo. Per un semplice abbellimento non si potrebbe. Cosa si può fare? Allora vi leggo una testimonianza che
che ho preso dall'edizione araba di Vogue del 22 settembre 2019, una giovane donna araba, Ula Abdelkader, dice così: mi sono sottoposta all'operazione di incremento del seno, senza che la mia famiglia lo sapesse, ritenendolo preferibile all'assedio di una società che parla di me come se fossi un maschio. Non ce la facevo a sopportarlo. Mi sono sottoposta all'operazione senza pensare a nessuno. L'operazione è riuscita, la fiducia in me stessa è cresciuta e ora non mi vedo più fisicamente minorata. In una società orientale si ripresenta però in modo stabile una sensazione. Come affronterò l'argomento con l'uomo della mia vita? Potrà accettare che l'operazione al seno impedisca alla donna di esercitare il suo compito di allattare? Allora qui noi vediamo aperta una porta, e qui ci sono stati dei giuristi che hanno insomma, aperto una porta importante dicendo che non solo il difetto fisico, organico, anatomico in sé, ma anche quella situazione del corpo che mi provoca una sofferenza psicologica può essere accolto come motivo di un intervento di chirurgia estetica. Quindi vedete, siamo su un confine molto sottile. Da una parte bisogna difendere la creazione di Dio, Dio mi ha fatto così e sono quello. Dall'altra parte, ecco, se in quel caso di questa signora, ecco, la sua conformazione anatomica la fa sentire così male, così sgraziata da non poter sposarsi, da condurre una vita infelice, allora certi giuristi ammettono che si compia questo passo. Lo stesso vale per il trapianto dei capelli. Noi sappiamo che nell'Islam c'è un fermo rifiuto, ecco, per esempio tradizionale, all'uso delle parrucche, mentre invece era consentito, anzi auspicato, la tinta dei capelli, non nera, non deve essere nera per non imbrogliare gli altri sui propri anni, ma quella tinta lenne, no? Quindi rossa o biondo o di altro colore, veniva ammessa, addirittura consigliata quando c'erano, anche agli uomini, quando c'erano i primi segni della vecchiaia, la canizia che avanzava si corregge con la tinta dei capelli. Ma cosa facciamo? Si può impiantare i capelli? La risposta è sì, la maggioranza dei giuristi è consentito questo. Il problema, ed è più o meno credo l'ultimo argomento che affrontiamo oggi per dare un'idea delle sfide dell'etica islamica, c'è un problema ancora più avanzato, è quella della imenoplastica. Spero di non urtare nessuna delle persone che mi sta ascoltando, ma è una conferenza di tipo così culturale, scientifico, e allora nell'accademia si può affrontare qualsiasi problema. Cioè un intervento chirurgico che è di chirurgia plastica per ripristinare lo stato di verginità della donna. Questo argomento io l'ho scoperto per la prima volta quando studiavo a Damasco, ormai siamo 20 anni fa, in cui tra i tavoli del bar ogni tanto o all'università sentivo parlare questo argomento, sussurrato, ma neanche tanto, in segreto, un argomento di cui si parla, e cioè di certi ambulatori medici a Damasco privati in cui si andava a fare questa operazione di ricostituzione della verginità, e vi accedevano soprattutto donne che arrivavano a un certo punto al matrimonio, avevano avuto delle relazioni precedenti e quindi volevano arrivare al matrimonio illibate. Bisogna dire questo, che a differenza di quello che noi troviamo della Bibbia, in certi versetti della Bibbia molto, molto severi, l'Islam di per sé punisce la fornicazione in atto, fornicazione o adulterio, cioè l'atto sessuale deve essere attestato, testimoniato da quattro testimoni. Non c'è una punizione per la donna che si presenta illibata al matrimonio, non esiste questo. Però certo il costume ovviamente spinge molto verso questo. Di per sé dovrebbe essere così anche per l'uomo. Anche l'uomo non ha il diritto a, come si dice in arabo, tasallul,
a divertirsi, a spassarsela prima del matrimonio con chi vuole. Anche l'uomo dovrebbe arrivare vergine al matrimonio, perché l'unico atto sessuale ammesso nell'Islam è quello all'interno del matrimonio, non si dà possibilità di sessualità al di fuori del matrimonio. Quindi, ma detto questo, però, la pressione spinge verso questa richiesta, questo valore. E sicuramente la donna che dovesse essere illibata, non più vergine al matrimonio, questo potrebbe creare problemi con il marito, potrebbe far scattare un ripudio, via dicendo, tutta una serie. Quindi le ragazze che hanno avuto rapporti precedenti ricorrono a questi ambulatori che sono diffusi in tutto il mondo islamico. Se voi fate una ricerca sul web, Tunisia, Maghreb, li troverete facilmente con i tariffari, certi più cari, certi meno cari, ma non solo, e cioè andando a fare una ricerca su questo argomento, scopro che persino in Europa, donne, per esempio ragazze che sono venute a studiare in Gran Bretagna, in Francia, in Germania, il loro periodo universitario, ha avuto delle relazioni, insomma, rientrando in patria dopo i loro studi, chiedono di fare nel territorio dove si trovano, di fare questa operazione particolare di chirurgia plastica. Allora, è consentito nell'Islam questa cosa o non è consentito? Allora, una dichiarazione del Consiglio degli Ulema di Jeddah, un consesso islamico molto importante, dice così: è consentito ripristinare l'imene strappato per un incidente o stupro o costrizione, mentre non è consentito se si è perpetrata fornicazione, sbarrando la strada al pretesto per la corruzione e la frode. Quindi in qualche modo, come abbiamo visto per la chirurgia plastica prima, dove c'è stato un incidente, dove c'è stata una cosa non voluta dal soggetto interessato, allora lì è possibile intervenire, ma non se per coprire qualcosa che si è commesso volontariamente. La cosa interessante è stato una fatwa completamente differente, fatwa è il responso giurisprudenziale nel 2003, pronunciata da Ali Jum'a, una delle più prestigiose figure dell'Islam sunnita, che in una fatwa appunto del 2003 argomentava a favore dell'imenoplastica come applicazione particolare del principio del velo, che impone alla comunità di mantenere occulte le trasgressioni segrete dei propri membri, come via di tutela della pace sociale. La trasgressione va punita soltanto quando è manifesta. E questo è il passaggio cruciale della fatwa in questione. È concesso alla donna riparare l'imene per stornare il danno che potrebbe conseguire anche in futuro in mancanza di quella riparazione, così come è concesso al medico di farlo anche dietro compenso, mentre non è concesso se la sua fornicazione è di pubblico dominio o sia stata punito per questo. Cioè, in sostanza lui dice: se il rapporto è rimasto segreto, perché la donna deve andare a denunciarsi, ecco, per questa cosa? Assolutamente. Il principio islamico è quello della pace sociale. Io ricordo una fatwa famosa di un ragazzo che era emigrato in Germania, aveva avuto anche lui dei rapporti sessuali, poi si era pentito, chiedeva al Consiglio europeo della fatwa se poteva avere la punizione per questi atti di fornicazione, che nel caso appunto di uno che non era sposato è la fustigazione, per essere purificato da questo peccato. E il Consiglio europeo della fatwa gli diceva: assolutamente no, tu sei pentito, il tuo pentimento sia gratito a Dio, lo saprai quando ti presenterai a Lui nell'ultimo giorno, ma da ora puoi fare atti di digiuno, di preghiera, di carità,
per ottenere da Dio il perdono. Non dire a nessuno quello che hai fatto, rimani celato dietro il velo di Dio per non gettare scandalo nella comunità. E la stessa cosa Aliguma ha argomentato nei confronti di questo problema molto particolare, molto sentito nell'Islam odierno, che è l'imenoplastica. Ecco, vorrei chiudere questa breve carrellata su alcuni nodi. Ovviamente non abbiamo potuto affrontare tutti i temi sterminati dell'etica islamica, l'aborto, l'eutanasia, eccetera, eccetera, ma per dare un'idea di come le innovazioni moderne, come per esempio il caso della chirurgia, sfidino le norme antiche a dare nuove risposte a problemi che non c'erano quando queste norme sono state emanate. Una cosa simile, voglio dirlo in chiusura, visto che abbiamo passato da poco tempo la bufera del Covid, e chi ci ascolta, soprattutto da Bergamo, ne sa qualcosa, ecco, così sia stato. Un articolo molto interessante che è uscito di Fatima Hafez, una brava ricercatrice, uscito nel 2019, quindi proprio poco prima dell'esplosione dell'epidemia del Covid, che in qualche modo quasi profetico proponeva il problema dei vaccini, dell'introduzione dei vaccini, in particolare in Egitto. Siamo nel XIX secolo. In Egitto si pensa di introdurre l'antivaiolosa, e quindi il vaccino vuol dire infettare praticamente con una piccola parte di virus il corpo della persona sana, facendo in modo che sviluppi le difese immunitarie poi per resistere all'aggressione del virus. E poi l'altra cosa che si pensava in Egitto e si è attuata di confinamento, quindi la separazione delle persone, la quarantena per evitare la diffusione dell'epidemia. Ecco, questo provocò una ondata sdegnata, ecco, di rifiuto da parte di un certo numero di ulema dell'Egitto. Secondo i critici, il ricorso alle nuove tecniche tradiva una fede vacillante e una coscienza intaccata da brama di vita mondana e paura di morire. Nello stesso tempo questi sapienti dell'Islam, quelli contro, che si esprimevano per il no, non avevano una carta sicura, un'argomentazione indiscutibile nelle fonti sacre per rispondere alla questione del problema dei vaccini, se erano ammessi o non erano ammessi. E quindi questo ci dà l'idea, questo dibattito, appunto siamo ritornati al XIX secolo in Egitto sull'ammissibilità dell'antivaiolosa, che poi ovviamente è passata, ma la resistenza, abbiamo visto i vaccini comunque attraversa le nostre società fino ad oggi, per dire come l'innovazione scientifica sfida la conoscenza religiosa e impone in qualche modo uno sforzo di rilettura e di rielaborazione delle fonti antiche per dare nuove risposte alle nuove sfide della medicina. Grazie, e la prossima volta entreremo nel tema della etica economica e ambientale. Arrivederci.